Io abito qua da tanti anni, credetemi, ho il volta stomaco, ho il vostro stomaco di questa strada che non si interessa a nessuno. Via Piave, incrocio via Primo Maggio. Siamo a Paese di Treviso, una strada di collegamento tra la Postumi e la Feltrina da anni, ridotta così. È pericolosa, senza marciapiedi e senza pista ciclabile, scrive la nostra redazione Francesca. Un continuo passaggio di camion che costringe i residenti a usare solo l'auto per spostarsi. I bambini non vanno in bicicletta, i miei perlomeno, io ne ho uno di 15 e uno di 7, i miei non vanno in bicicletta, a meno che proprio non vanno a piedi fino a un certo punto e dopo vanno in bicicletta. È pericoloso, i camion ti portano a passeggio tranquillamente. Stamattina ero qui, è passato un camion che portava ghiaia, non so che cosa, per me andava a 120-130 all'ora. Guarda, mi sono sentito tremare le gambe, ho detto ma guarda se deve essere consentita una cosa del genere, però fa niente nessuno. È 40 anni che chiediamo al comune almeno un marciapiede, tante promesse, ci scrive Renato, aspettiamo il morto. Continui gli incidenti, tamponamenti, investimenti. Uno brutto, uno dei più brutti è stato quest'estate. Una ragazza povera è volata e è andata dentro il giardino della casa di fronte. Sì, è dura insomma vivere qui. Va nelle promesse di sindaci e amministratori. Via Piave rimane così. È stata realizzata anche una raccolta di firme, segnala Sandro alla nostra redazione, ma probabilmente siamo cittadini di serie A solo per pagare le tasse. Abbiamo fatto delle petizioni, si è stato interpellato più di qualche volta il sindaco, quello attuale, quello passato, ci rispondono che non ci sono fondi. L'ultima volta hanno detto che invece i fondi ci sarebbero, però